E dunque Guy Barnea, specialista del 100 d'orso, gara in cui ha raggiunto il podio europeo, l'argento europeo per la precisione al campionato di vasca corta, una vasca corta che è molto congeniale all'israeliano che vira in testa in 25,88. Ottimo in vasca corta anche Robert Zbogar, lo ricordiamo, partecipazione olimpica per lui, 24esimo nei 200 farfalla ai giochi olimpici di Londra 2012. Zbogar aveva partecipato anche ai giochi di Pechino 2008, entrambi decisamente efficaci in fase subacquea. L'israeliano che si allena in California va a vincere il 100 d'orso. Guy Barnea, nuovo primato della manifestazione, 52,78 with a new competition record 52.78. The winner, Guy Barnea, is